E vierzin questo appuntamento di Novis dal Monte Fevelante dal Frico Day, una festa organizzata dal Fogolar Furlan di Saigon in Vietnam insieme al chef Carlo Anzon. Sabide passate, più di 100 partecipanti hanno potuto dioldi il frico, ma anche gnocchi al ragù, luiani e fasuia lucelute, salame e cioccolate. Tutti il richiaf all'elati in beneficenza donata a une piccole scuole locali che aiutano i frutti in difficoltà gestite di muinis laicis italianis. All'avvenimento ha displeato il presidente del Fogolar Raffaello Somma, ha partecipato anche il nuovo consul generale Enrico Padula al suo primo avvenimento ufficiale in tal Fogolar de so rivade in Vietnam. O chiapin l'infe di questo avvenimento per ripartire con più forza e sempre visanzi il nostro obiettivo benastai, aiutare i frutti in situazioni di difficoltà. E ai 5 di giugno invece è stata creata la nuova sede del Centro Furlan di Avellaneda di Santa Fe in Argentina, con una chiave dal giovane Mariano Dean. Un evore di emigranti di seconda e terza generazione avranno così la possibilità di avere insegnamenti dai nonnos e di taccare attività in tal sen de furlanetat. E il Centro Furlan ha partecipato alla tradizionale sfilata per feste nazionali delle bandiere che si celebra in tutte le Argentine ai 20 di giugno. I giovins dal Fogolar e hanno portato per svise dal paese di là delle bandiere argentine e italiane anche che furlane mostrantele con bravure a 10.000 chilometri di distanza dal Friuli. E anche per usgnot alle dutte si tornin a Viodi domani di sera sempre a 9 manco il 20. Mandi.